Va in un negozio e racconta di aver appena ucciso la moglie. La commessa si spaventa e chiama i carabinieri che accorrono sul posto. Poi si scopre che era solo uno scherzo di pessimo gusto, ma per un uomo di Bassano del Grappa è scattata una denuncia a piede libero per procurato allarme. La vicenda è andata in scena qualche giorno fa in un negozio del centro storico, dove un cliente si è presentato alla commessa raccontando di avere quasi perso la voce in un furioso litigio con la compagna. Litigio finito con l'uccisione della moglie. La dipendente del negozio si è spaventata moltissimo e ha subito chiamato il 112, quindi una pattuglia della radiomobile bassanese è accorsa sul posto, trovando l'uomo ancora nell'esercizio commerciale. Il 43enne è stato preso in consegna e ha subito chiarito che si trattava di uno scherzo. L'avrebbe detto anche alla commessa, concludendo la sua confidenza con la frase «sto scherzando», che però non ha convinto affatto la donna. In ogni caso, i militari hanno dato il via alle verifiche del caso assieme al personale della sezione operativa, scoprendo che le dichiarazioni erano del tutto false. Insomma, solo un brutto scherzo, peccato che sul tema della violenza delle donne non ci sia niente da ridere.